Allora, al commento della gara abbiamo il mister di casa, il signor Nicola Retis, al quale giro la partita vibrante, veramente impressionante per intensità, per ritmo. Alla fine si è sbloccata negli ultimi 3 minuti, però forse un risultato che pesa più per la classifica che per il pareggio, diciamo, finale. Sì, noi oggi dovevamo vincere, non Non dovevamo c'è da aspettarci nascondersi. un pareggio e neanche aspettare che il risultato della partita del Bassano. Dovevamo arrivare qua più convinti, più concentrati, con più fame, cosa che nel primo tempo non ho visto. È mancato l'atteggiamento da squadra che voleva vincere. Siamo stati bassi, abbiamo cercato di sfruttare di più i contropiedi. Primo tempo non siamo riusciti a finalizzare un contropiede, che sia stato uno, continuavamo a sbagliare i passaggi, invece di cercare il compagno tentavamo tutto per tutto per entrare da soli in solitaria, e questo non deve succedere, non deve accadere, insomma. Quindi primo tempo mangiato, secondo tempo un Breganze molto più pimpante. Noi abbiamo cercato di dare un po' più impressione per recuperare palla e sfruttare nuovamente i contropiedi, ma stasera un buon portiere e comunque in difesa un buon Breganze che si è chiuso subito bene, ci ha impedito la gioia della qualificazione, e penso che sia giusto così per come è andata la partita, non mi nascondo, e Certo, certo. quindi Un'analisi, se vogliamo dire anche un po' spietata, che comunque è onesta da parte tua. Chiaramente ci sono delle cose un po' da sistemare, da mettere, da limare, da mettere in atto sicuramente per il campionato a questo punto, visto che il Final Four è sfumata. sì, sicuramente segnare più gol. È quello che ci manca davanti porta. Non siamo concreti, siamo un po' disattenti, andiamo con superficialità sulle palline e ripeto, secondo me la differenza lo fa l'atteggiamento, che oggi non c'è stato, e quindi è andata così, va bene. Complimenti al Bassano per la qualificazione e al Breganze per essere riusciti a fermarci sul pareggio. E speriamo che i tuoi giocatori guardino questa intervista così. Ma gliela faccio vedere io, casomai. No, dai, è andata così, sono stati bravissimi. Adesso c'è da dire che comunque siamo arrivati fino in fondo all'ultima partita a giocarci una qualificazione. Penso che sono stati bravi, al di là di questo, di quello che è successo stasera. Bisogna ovviamente fare i complimenti a loro. È ovvio che c'è un po' di rammarico, quindi vado un po' a analizzare quello che è successo stasera e devo dire che non va per niente bene. Per il resto ci riproveremo magari in un'altra occasione. Grazie a Nicola Retis e a risentirci. Grazie a voi. Buonasera a tutti. Salve.